Un'occasione straordinaria che mette in risalto un legame millenario tra Castegomberto e l'olio che risale al XIII secolo, viene riscoperto attraverso l'adesione dell'amministrazione comunale all'Associazione Nazionale Città dell'Olio e quest'anno, per la seconda edizione, attraverso una grande festa che coinvolge famiglie, giovani, produttori, storici, appassionati, mette in risalto questo grande legame identitario. Sabato 23 maggio con il Galà dell'Olio, domenica 24 maggio a Palazzo Barbarà e diverse località di Castegomberto verrà presentato l'olio di Castegomberto, le sue caratteristiche e verrà raccontato il legame identitario che lo lega al comune. Ma ricordiamo anche che questa festa usufruisce di importanti finanziamenti regionali. Assolutamente, la festa dell'olio parte attraverso il finanziamento al distretto del commercio di Castegomberto, attraverso l'unione di commercianti che hanno creduto fortemente nella riscoperta e nella valorizzazione di questo elemento identitario e oggi alla seconda edizione con più di 13 realtà pubblico-private coinvolte mette in sinergia un territorio, una valle, un elemento di grande tradizione. È una grandissima vetrina, è una storia millenaria di Castegomberto che abbiamo voluto sintetizzare in questa festa. È un valore importante che vogliamo dare al territorio e ai nostri olivicoltori. Ricordiamo quanti olivi ci sono nel vostro territorio. Ci sono circa 18.000 su tutta la parte collinare di Castegomberto. Una festa che nasce anche dal contributo fattivo di molti vostri concittadini. Sì, abbiamo circa 120-150 olivicoltori che lavorano tutti i giorni nei loro impianti, che valorizzano le colline e le mantengono solide e pulite. La Proloco è il braccio destro di chi ha le idee, no? Abbiamo degli olivicoltori a Castegomberto che hanno avuto l'idea di far aderire il paese all'Associazione Nazionale Città dell'Olio e hanno chiesto il contributo della Proloco perché è un'associazione organizzata che riesce a dare vita alle manifestazioni. Abbiamo centinaia di aiutanti, centinaia di persone che collaborano con la Proloco e che ci permettono di fare manifestazioni di questo tipo. Aderite alla rete Città dell'Olio dal? Aderiamo alla rete dal 2025, ma è un percorso che nasce tanti anni fa dall'idea appunto degli olivicoltori locali e si è concretizzato l'anno scorso con il contributo dell'amministrazione comunale, in particolare del vice sindaco Davide Schiavo.